Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 6. Nell'ultimo episodio abbiamo fatto un bel po' di missioni per le leggende che si sono finalmente unite a Libertad e abbiamo soprattutto dato un brutto colpo di nuovo ad Anton Castillo, che ci sta scassando le veramente minchie. Fatto sta che io in vostra assenza mi sono liberato un po' di zone, qualche imboscata, qualche posto di blocco, ho preso l'avamposto, manca ancora qualche contraerea qua e là, insomma ancora la mappa è bella grande, qua praticamente non ci siamo nemmeno entrati, ma sti gran cazzi, ci spostiamo direttamente a Laguagero, nel bunker dove ci sono, insomma, dove c'è la sede di questo gruppo di persone di Libertad, e continuiamo a fare missioni per loro, perché ne abbiamo un'altra e dobbiamo parlare con la nostra carissima Elena, come cazzo si chiama? Cosa ci dice? Allora, assassina l'ammiraglio, bellissima, bellissima, già mi piace, già mi piace. Dobbiamo assassinare praticamente l'ammiraglia, quella lì che abbiamo visto nello scorso episodio, che è stata pure minacciata da Anton, e lei ha una caga assurda praticamente perché sa bene che Libertad sta, vuoi non vuoi, vincendo questa guerra, no? E quindi stiamo infliggendo veramente un duro colpo. Siamo sempre con il nostro boom boom, prendiamo una macchina, prendiamo la nostra. Io volevo farmi tra l'altro questa missione qui, ma non posso. Dove cazzo è? Ecco, questa qui, perché mi dà questo premio per la macchina, solo che non posso perché penso che il percorso che ti faranno fare sarà magari contrastato da qualche contraerea, sicuramente questa, quindi dovrei farmi questa contraerea e sicuro poi lo posso fare. Eccola qua la nostra macchina, vedi dei coglioni, buon uomo. Mamma mia, quante volte sei morto da quando faccio questa serie? Bene, ci pinghiamo il punto, quanto è lontano? Vabbè. Mamma mia, aspetta, spostamento rapido qui e poi da lì andiamo. Nel frattempo di passaggio ci facciamo il posto di blocco. Perfetto, ma dove cazzo siamo spawnati? Scusa, in mezzo ai sentieri qua del cazzo. Taxi, perdonami. Esca, buona donna. Mamma mia, avete tutta un'acconciatura incredibile qua. Queste parti. Ah, ma è arrivata la mia macchina. Eccola qua, il nostro buon uomo. Ah, corpo de corno, mamma mia. Non uccidere i civili e i disarmati. Ma che cazzo ne sai? Io non posso mai saperlo se ha un'arma. Oddio, buon uomo. Oddio, con quale salto incredibile. Perfetto, facciamo questa missione, diamo il via all'attacco. Dobbiamo parlare ovviamente con il tigre che si trova in questa spiaggia che stiamo raggiungendo. Ah, ma qua è pieno di convogli nemici, di auto nemiche, pattuglie, camionette, è pieno, eh. Bella comunque questa zona di Yara. Ecco, questo è l'altro posto di blocco, madonna. Vabbè, facciamocelo in un attimo. Distruggiamo il cartello, prendiamo un punto alto. Dai dei coglioni, tutti dovete morire. Fai stare il cane tu, strozzo. Niente, un po' borderline, ma l'abbiamo fatto. Ci sta, vediamo una botta. Apriamoci pure la cassa dell'FND che dovrebbe trovarsi qua dentro. Esatto. Prendiamo tutto, vediamo cosa troviamo e iniziamo a fare strada. Io chiamerei la nostra macchina, nel frattempo freddiamo l'autista. Perfetto, tu levati dal cazzo. Bene. Ok, siamo quasi arrivati ragazzoli, siamo qui. Io direi di parcheggiare. Parcheggiamo qui davanti a questa torre. Oddio, quanta violenza, piano, con calma. Il tigre, buon tonno. Tigrotta mia. I'm just happy everyone is getting along. You did this. Back in 67, it was Santos who could bring the people together. Today, you have that magic. C'è un pellicano. So, I'm Santos? Perdonami un attimo, scusami. You are me, the Fist. Now, before every mission, I find that if I imagine myself accomplishing it, I will accomplish it. There. I just imagined us destroying the Navy. We doing this? You kids today, you're so fast with everything. Take in this moment. The world will change in a couple of hours. Il mondo cambierà tra un paio d'ore. Bam, bello, ci sta. Stile Power Ranger, raga, con l'esplosione dietro. Attenzione, la guerra più totale, ragazzoli, ci siamo. Lui avanza col carro armato. Nel frattempo noi dobbiamo freddare un po' tutto quello che vediamo. Nel frattempo i nostri compagni muoiono. E io sono senza colpi, non ho tante risorse, perché non ho trovato le munizioni, e quindi siamo un pochino messi scarsucci per munizioni. Proviamo a freddare
più gente possibile. Andiamo di cecchino un attimo, così ci prendiamo quelli sulle mura. Fuori uno, fuori due. Guarda questo stronzo qui, affacciati, c'hai le palle. Fuori 3 e fuori 4. Mamma mia, ce ne sono altri. 5, 6. Mamma mia che precisione, ragazzuoli. Vi ricordo sempre che gioco da MK. Oh, lì ce n'è un altro, l'ho visto. Affacciati. Dai. Non lo vedo. Ce n'è un altro. Addio, corpo de corna, guardalo lì. Ehi, avanziamo per le mura. Ma rompilo sto muro, no? Mamma mia, stiamo attaccando proprio il forte dove c'è l'ammiraglia Benitez. Senza un minimo di rispetto. Torna al tuo obiettivo. E vai a cagare, scusami. Mi sa che ha rotto il cancello. Ancora no, c'è altra gente. Fatto, subito qui. Con lanciafiamme. Mamma mia, una bestia sto carro armato, l'avevamo visto. No, guarda la palma. Che cazzo è? Non vedo niente. Ma qua esplode tutto. Guarda i coglioni. Mamma mia, la guerra più totale. Bellissima sta missione. Andiamo sopra le mura, magari riusciamo a scortarlo anche così. Vediamo un po' di arco esplosivo. Vediamo se vediamo robe tipo lui. E lo freddiamo male. Qua c'è uno alla torretta. Penso di averlo freddato. No, arriva Che cazzo è successo? Succedono delle robe. Sì, certo, noi spariamo con la pistola nei filmati, ovviamente. No, siamo entrati noi ma sono tutti fuori, siamo da soli quindi. Ovviamente dobbiamo fare l'azione incredibile, se no... Ok, l'ammiraglia Benitez è abbastanza incazzata e a noi servono munizioni. Sta bene. I'm gonna go for Benitez. Do it! We'll find another way in and connect with you as soon as we can. Ok, adesso il problema è dove cazzo si va? Qui? Ok, si sono aperti, oddio. Tira una flash. Ok. Mamma mia le flashbang. Bellissimo. Si aprono ancora, dobbiamo resistere. Arrivano i rinforzi pure da qui. Mi preparo con la flash. Hanno il gas, quello lì al viviro. Madonna. Ok. Ma noi non possiamo andare mentre che... Ok, siamo passati. Attenzione, queste porte si aprono soltanto con le truppe dell'FND, quindi dovevamo fare in tempo. Questa è ancora stunata. No! Mamma mia con quanta velocità. Che cazzo sto facendo? Li sto avvelenando. Oddio, c'è del gas, devo andarmene da qui. Dove cazzo me ne vado? Mi serve la chiave da merda. È lì che devo raggiungere. Vai, veloce. Non posso. Veloce che sto morendo. Ci muoio. Sono morto, raga. Ok, forse qui no. Calmo. Ok, prendiamo le pillole. Allora, devo soltanto capire. Devo fermare il viviro e l'altro è qua sopra. Vabbè, ma è un bordello. Facciamo una roba, raga, Se riusciamo dovremmo avere un arsenale. Magari ci mettiamo un arsenale per il veleno. Al posto questo qui del fuoco, che meno male non serve un cazzo. Prendiamo l'Azmat MK. No, Azmat e basta. Ok, quindi adesso abbiamo il set completo. Fate guardare. Guardalo lì. La terza valvola. Ok, in teoria ce l'abbiamo fatta. Possiamo passare qui dai condotti. Nel frattempo mi curo. E qua c'è il quarto. Quindi ce n'è più di 3. Ok, l'ho fermato. Guarda dov'è. Aia, porca puttana. Oddio, è esploso, vero? Io ho le armi incendiarie. Aia, aspetta. Che ho le armi incendiarie. Questo qui era un set incendiario, quindi ho tutte armi un pochino extra strong. Allora, quindi dove cazzo si va adesso? Siamo entrati da qui. Dobbiamo tornare indietro. Abbiamo la chiave però. Possiamo, penso, aprire altre porte adesso. Guarda dov'è. Arriverò qui? Affanculo, te lo dico io quel camore. Buttana. Bebè. Ci sono pure dei prigionieri. Lo so, aspetta, datemi il tempo. Adesso vi salvo. Che cazzo è sta miraglia di merda? Guarda, è scappata. Figlia di puttana. Vediamo se riesco ad aprire tutte le porte. Aspetta, liberiamo gli ostaggi. Libera quei ratti. Moriranno proprio come te. Oddio, no. Aia. Porca puttana. Brucia tutto. Non ho più un cazzo, solo un coltello da lancio.
Vabbè, me lo sono fatto bastare. Ok, chiave d'accesso alla sud. Bene, quindi adesso dove possiamo andare noi? Possiamo, penso, passare oltre questa porta. Vediamo. Sì, direi di sì. Ok, eliminiamo tutti. Mamma mia che bella l'MP7 incendiaria. Prendiamo il mondo. Pure il lanciafiamme, non si sa mai. Brucia, strozzo. Vaffanculo. Ok, curati, ricarica sta roba. Mamma mia, quanto è veloce a ricaricare il lanciafiamme, non me lo aspettavo. Ok, vai, fredda tutto. Ti direi granate. Mamma mia, il panico, raga, il panico. Alzati. Ma guarda chi è, ma come cazzo sei entrata? Mamma mia, questo assalto è super preciso, me lo ricordavo. A sto punto andrei anche un po' cazzuto. Bene, ok. Come cazzo l'apriamo ora sta porta? Si è rinchiusa nell'ufficio. Figlia di puttana. L'ammiraglia è là dentro. Sì, 7 mesi dopo. Ci sono i cannoni. Quali cannoni? Penso di aver capito. Vado, Ci provo, vediamo. Spostati. Mamma mia, come stiamo. Bellissimo, ragazzi, stiamo praticamente fondando tutto. Mentre c'è gente, sparano lentissime queste cose. Spara però, come cazzo ti chiami? Sei buggatissima. È pieno di rinforzi che arrivano da lì. Occhio, guarda come si inculano così. Dai, l'ho mancato. Ma aspetta, spara troppo lenta sta roba. Oh, guarda lì con quanta potenza. Che arriva lontanissimo sta roba. Guarda che l'ho potenziato il... Ok, c'è altra gente qui. Tiro 2 granate. 1 2. Mamma mia, il panico. Ok, in teoria l'ho fatto. Ottimo. Arriva un altro lì. Altri sotto. Mamma mia, è bellissimo questo assalto qui. C'ha una cadenza di fuoco pazzesca. Pure finendo i colpi. Gli ultimi 2 proiettili. Mi sono bastati. Spariamo un colpo di cannone e dovrebbero aprirsi le porte. Attenzione. Ok. Poniamo fine a tutto sto bordello. Porca puttana. Ti vuole levare dai coglioni? No, la flash. Non so come non mi ha seccato. Che cazzo, rompi tutto. No. Fatto. Mi fumo pure il sigaro, guarda che finale. Mamma mia, raga. Eccola lì. Viva la morale! Couldn't have done this without you, Danny. That's not a smart move. You should cut her down. Why? It's what that bitch deserves. You killed a soldier. Good for you. Except the thing about soldiers is there's always more of them. See, Mama. Same mistakes, new faces. You're just bitter because your revolution came and went and all you got was a fucking mountain. Enjoy your trophy. Unitas his private stash. Huh? Salud. Enough with the pics. Victory Danny. I thought I was Bebe Tigre. Danny Roja will be bigger than El Tigre. You know why? Because your war will fucking end. Viva la moral! Bello. Tanta roba. Tanta roba. Attenzione, raga. Hai speranza. Filmato di Anton. There's something about third world prisons. They make me hard. As you can see, Mr. McKay, everything is under control. Good old shakedown. I love it. Did they do it? Who the fuck cares? The Admiral's a lamb. She did not have the stomach needed to deal with the terroristas. I would like you to consider expanding your operations. Are you a legend? Open the cell. With respect, el presidente has Open it!
Did you fight with Santos Espinosa in the 67 Revolution? I drove a tank right through the doors of the Capitolio in the Battle of Esperanza. I was there when we took your grandfather. I watched him die. Why did you hate him? The only thing a Castillo has done for Yara is rape our land. And you will do the same thing, Gao. You don't know that. I do! And if you loosen these chains, I will wrap my hands around your little throat and save Yara from another Castillo. Or you can do your country a favor and kill yourself. We should have someone look at that mule. It's not mine. Mamma mia, che bello, raga, bellissimo. Presenza militare intensificata. Attenzione, operazione Arpione completata. Allora, fatemi dare un'occhiata un pochino. Abbiamo una missione principale. Al completamento di questa parte di mappa siamo al 60%, quindi non possiamo finire tutto in questo episodio. Però di sicuro possiamo andare a farci questa missione alla fine. Non sembra granché perché, vedi, abbiamo decimato la Marina di Castillo, festeggiamo. Quindi direi di farla. Trasferiamoci rapidamente qui. Vabbè, oppure ci andiamo direttamente, vi schippo tutto. Ok ragazzi, siamo arrivati finalmente. Vediamo che cazzo dobbiamo fare. Festeggiamo per questo nostro trionfo contro l'ammiraglia Benitez. Eccoci qua. Dov'è? Parliamo con lei. Allora, dov'è che dobbiamo andare? Il nostro diritto di fare festa. Ci sta. Follow me. Andiamo, andiamo. Belli, sti guanti qua mi ricordano tantissimo Far Cry 3, raga. Quando c'avevi la tuta, cioè che eri vestito da mercenario di Hoyt. I'm not drunk. I calculated my alcohol. I'm good to drive. You sure? I'm fine. So, here's why you're really here. I just got off the phone with Castillo. Come? He said, if I turn you in, he will release all of the outcasts in Ma? this day. You're joking, right? It's for the greater good, Danny. What? Aren't you ready to sacrifice yourself for the good of Yara? Coño. You're fucking with me. Of course I am. Shit. Lighten up, Danny. Besides, I give up Lorenzo first. Where are we going? First to Honron, then our island. With Benitez dead, it's safe to go back there. You have an island? It was our place to hang out, hook up. Non è che è una trappola veramente, raga. Avevano detto di no. Clara ci aveva detto di non fidarci, eh. Stiamo sempre attenti a sta roba. Honron has a brother? Yeah. He and I... we had a thing. No shit. Where is he? I need another drink for that story. Che bello, raga, il mercato del pesce, mamma mia. Eccola qua. Con quale sguardo minaccioso me lo dici? Allora, dove cazzo andiamo? Vediamo chi arriva ultimo. Faccia di merda. Ah, è una gara. Attenzione. Vai, vai. Ma sti cazzi, io parto prima, no? Ho vinto. Ho già vinto praticamente. Ok, siamo quasi arrivati. Ci mettiamo qui. Non abbiamo paura. Ecco qua. Ho vinto. Dio mio. Ho vinto. Oddio, c'è la festa. Sulle madri. Signorina. Che viva la figa. Ah no, viva la rivoluzione. Eh sì, ok, ma dove cazzo andiamo? È qui la festa? Ah, sono appena arrivati, attenzione. Dove si va? Andiamo di qui. Al cazzo aggiungerei. Siamo tutte donne qui, dai. Facciamo il cuoricino. Non si può fare con questo. Ottieni il cibo per la grigliata. Ma va bene. E dov'è che devo prenderlo questo cibo? Elena sa dove trovarlo. Ma vabbè, pesco penso, no? Ti mostro un buon... Ah, ok, per cacciare. Sarà da questo lato. Aspetta che mi metto allora il mio arsenale che ho l'arco, eh. Sì, ma cammina però, dai. Vabbè, ma qua non c'è bisogno che caccio. Qua sono già dentro. Oddio, le carote, ho preso tutto. Ho preso pure le carote. Prendi tutto, prendi tutto. C'è una bella grigliata. Ma se li libero poi è finita. Aia, no, perdonami. È impossibile. No, è impossibile. È impossibile così, scusami, eh. Ok, 93, un altro coniglietto. Aspetta, vabbè, l'ho preso, pure la carota. Prendi tutto. Abbiamo il cibo, Ok, abbiamo il cibo. Dove cazzo andiamo adesso? Parlo con Yelena, Yelenissima. Trova la griglia. Dove cazzo è la griglia? Sarà qui da qualche parte. Va, siamo qui. Dove cazzo è la griglia? Zona di pesca. Ah, qua posso potenziare eventualmente. Peccato che queste robe, nonostante ci siano su Far Cry,
siano cose estremamente secondarie, che significa che non avendo tutto questo bisogno, diciamo, di dover mamma mia, guarda che bello qua. Non avendo appunto tutto questo bisogno di dover cacciare, di dover pescare, queste robe secondarie magari le provi all'inizio, ma poi sono una roba in più che non ha molto senso, diciamo. Ma questa ancora parla, ma che cazzo sta dicendo? Non lo so. Quindi io la vedo un po' così. Comunque abbiamo trovato il cibo, magari dobbiamo parlare con lei ora. Non dobbiamo parlare un cazzo. Trova la griglia. E io veramente non la trovo sta griglia. Dove cazzo è? Aspetta, vediamo se ci dice qualcosa. Magari dobbiamo far finire. Quale scelta? Non ci pensare a questa scelta. Ci sono coccodrilli e pesci. Prendi anche un paio di carote per la nostra cazzo. Ma ho già preso tutto. Vabbè, dai, vai a cagare. Vabbè, trova la griglia. Sta griglia dove cazzo è un mistero. A meno che il falò così al centro. È l'unica cosa. Va, guarda questa qui. Vedi come sta aggiustando. Ah, sta prendendo fuoco. Che bella quest'isola, raga. Guardate qua, la stradina, il sentiero per andare direttamente in mano. Ah, io dico una cosa, se qua è il pub, diciamo, qua la gente balla, beve, e la griglia deve essere qui. Non è colpa mia se montano la griglia da un'altra parte. Facciamoci un giro dell'isola, magari la troviamo, sta benedetta griglia. Tra l'altro altri due animali che pinga guapo e riusciamo a potenziare la sua abilità. Non si è tolto un cazzo. Munizioni, io ancora griglia non ne vedo, Pure una lepre. È bello che uccidendo un coccodrillo possiamo, cioè lo sventriamo giustamente, e possiamo pure prendere della pelle o carne di animali che il coccodrillo ha mangiato. E questa è l'unica zona oltre a quella dove ballano dove c'è qualcosa, ma non c'è una griglia. Veramente io non lo so dove cazzo devo andare, raga. Dovrei trovare una griglia, ma non c'è. Va bene, sarà tanto comunque una missione abbastanza stupida. Io per questo episodio, ragazzuoli, vi saluto qui. Noi ci vediamo nel prossimo episodio con Far Cry 6, dove vediamo un attimo dalla mappa come siamo messi. 60% di completamento storia. Io in vostra assenza vedo di fare qualcosa. In teoria dovremmo poi eliminare Sam McKay, insomma il capitalista di merda. Dopo di lui manca soltanto Anton Castillo, quindi dovremmo andare ad Esperanza. Ci avviciniamo alla fine del gioco ed era ora. Signori, per questo episodio vi saluto, alla prossima, ciao belli miei.